Benvenuti a questo incontro che è organizzato dall'Associazione delle Dimore Storiche Italiane insieme all'Associazione La Prora, e questo connubio è dovuto al fatto che io pro tempore mi trovo a essere presidente dell'una e dell'altra associazione, e questo è il motivo per cui faremo sempre più spesso delle iniziative in comune, e l'occasione è di presentare il libro I Declaricini John Packer in Friuli, edito da Forum, che la Fondazione Declaricini John Packer ha fatto, presentato nella villa a suo tempo, ma che ho chiesto di riproporre alla nostra associazione, e questo è un altro motivo di orgoglio per me come presidente delle dimore storiche, perché la fondazione e la villa è una delle dimore di maggiore prestigio nell'ambito della nostra associazione. Non vi rubo quindi altro tempo, lascio la parola intanto al Presidente Ordino Cernoia, che peraltro so che ha un altro impegno immediatamente successivo, che quindi ci saluta, introduce, e poi lascerà la parola ai relatori, che sono la professoressa Gagnelutti e lo storico Claudio Mattaloni, che quindi poi parleranno dei contenuti della pubblicazione. Prego, Ordino. Grazie Raffaele, buonasera a tutti, grazie per essere presenti a questa presentazione del volume I Declaricini John Packer in Friuli, che è l'ultima pubblicazione che abbiamo così proposto, volendo festeggiare i 50 anni della fondazione. L'anno scorso, 2021, la Fondazione ha celebrato i suoi 50 anni, perché è nata nel 1971 con decreto del Presidente della Repubblica, che allora era Giuseppe Saragat. Quindi è una fondazione che ha avuto, come dire, un battesimo importantissimo, perché il fatto di essere una fondazione nata sotto l'egida di un Presidente della Repubblica, ma anche sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione, perché all'epoca era il Ministero dell'Istruzione che dava l'imprimatur alle fondazioni, quindi questa nasce e si sviluppa durante questi 50 anni. Però, come amo dire, è erede di una storia secolare, perché la Fondazione dei Claricini ha ereditato un patrimonio culturale e non solo, ma anche architettonico, che nasce nel lontano 1200 con l'arrivo della famiglia dei Claricini da Bologna, che si insedia a Cividale, e che dopo nel 1670-1690 costruisce questa villa padronale domenicale per curare gli interessi, come si faceva all'epoca, dei beni agricoli principalmente, perché la famiglia era una famiglia che aveva notevoli possedimenti, che non erano soltanto nel cividalese, ma che attraverso la storia possiamo vedere che si estendeva fino a Gorizia, no? Tanto è vero che c'è anche tutta una storia dei Declaricini a Gorizia. Ma poi possiamo dire anche che i Declaricini avevano anche altri insediamenti sul territorio italiano, per esempio a Padova. A Padova era una famiglia molto nota e impegnata nelle istituzioni, sia clericali che civili, e quindi ha svolto un ruolo notevolissimo anche nel Padovano e in tutto quel territorio lì. Ma dicevo questo tanto per localizzare. Aveva anche dei possedimenti a Roma, in via Crispi, mi dicono. Via Crispi è proprio la via centrale, no? Avere adesso un appartamento lì, diciamo così, no? Ecco, quindi una famiglia che si era insediata su un territorio molto vasto,
che aveva degli interessi molteplici, molto qualificati, di alto livello e spessore culturale, e che durante tutti questi secoli ha potuto, come dire, esplicare questa loro funzione. Con me ci sono due persone che da tempo si occupano anche di questa fondazione, in particolare Liliana Carneluti, che è membro del mio consiglio di amministrazione a nome dell'Accademia delle Scienze, delle Lettere e delle Arti di Udine, perché questa accademia fa parte del consiglio di amministrazione di diritto. E c'è Claudio Mattaloni, che tra l'altro è di Cividale, non solo è di Cividale, ma è di Gruppignano, dove abito anch'io. Quindi diciamo così, siamo vicini di casa, ma ha studiato moltissimo il nostro territorio che confina con Bottenico. Infatti io sto pochissimo per arrivare in sede, ci metto appena 3 minuti e quindi diciamo così faccio una passeggiata. E loro vi presenteranno questa vicenda storica sotto diversi aspetti. Molti degli aspetti sono stati analizzati, ma non del tutto, perché dico non del tutto perché gli archivi della Fondazione De Claricini è un archivio veramente di sorprese per gli studiosi, e che abbiamo cominciato, come dire, a portare alla luce, a farlo scoprire, uno scrigno veramente di novità del territorio, non solo della famiglia. Attraverso questo archivio si può benissimo studiare tutta quella che è l'evoluzione del nostro territorio sotto diversi aspetti sociali, economici, culturali, storici, ecclesiastici. Si possono avere diverse così, angolature di questa presenza. Io mi limiterò a la mia introduzione, chiedo scusa se dopo devo andare via, perché purtroppo la Sparcasse, tanto per dire una banca, no, occupa la Villa De Claricini in questo momento contemporaneamente, quindi devo andare anche lì così per svolgere il mio ruolo, che non è colpa vostra se c'è questa componente, è colpa loro, ovvero è colpa dell'Udinese che domani che deve giocare, qui ha spostato le date della Dacia Arena, tanto per dirvi come si vanno a incastro le cose. In questo volume che abbiamo voluto pubblicare per i 50 anni della Fondazione abbiamo coinvolto l'Università di Udine, la professoressa Carneluti, il professore qui Claudio Mattaloni, ma abbiamo coinvolto diversi personaggi importantissimi per la cultura del nostro Friuli. In primis quello che era il capo dipartimento umanistico dell'Università di Udine, che è il professor Andrea Zannini. Quindi il professor Andrea Zannini che è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione. Quindi in primis abbiamo così elaborato questa ricerca che è sfociata in questo volume. Ma poi dopo ci sono altri personaggi, come la Elisabetta Scarton, come Denis Baron, Lucia Pillon, Paola Siano e Matteo Venier. Mi soffermo su Matteo Venier un attimino. Matteo Venier è un professore ricercatore dell'Università di Udine che ha curato l'anno scorso, nel 2021, le celebrazioni dantesche. Piccola parentesi, le celebrazioni dantesche per noi sono state importantissime. Perché? Perché nel 1466 il conte Niccolò De Claricini trascrisse la Divina Commedia, la Commedia, che è l'unico documento redatto in Friuli. Ce ne sono altri, per dire la verità. Florio, la Guarneriana, la Bortoliniana. Ci sono altri codici importantissimi presenti nelle biblioteche, però sono stati acquisiti questi alle biblioteche dalle famiglie e dalle istituzioni. Però l'unico documento che è ascrivibile e che è collocabile a Cividale del Friuli è il codice De Claricini, che è stato redatto nel 1466. Quindi il professor Matteo Venier
con il sottoscritto si è preso l'onere di far vedere tutti questi codici e di dimostrare qual era la passione degli studi danteschi in Friuli. Tanto è vero che siamo partiti dal 1466, però siamo arrivati anche all'epoca contemporanea, presentando vari documenti. Però la mostra ormai è chiusa, non posso dirvi venite a Cividale a vederla, perché abbiamo dovuto restituire tutti i documenti nelle loro sedi originali. Però ci sono i volumi che dimostrano questo studio che è stato fatto, l'abbiamo anche pubblicato in quell'occasione lì, no? Un volume. Donata Battilotti, Francesca Venuto, un'altra persona che desidero citare, perché accanto a questo volume dove ha così partecipato con un suo scritto riguardante il giardino, precedentemente qui c'è la dottoressa Accornero, che è la curatrice di questo volume, abbiamo pubblicato Il giardino segreto di Villa de' Claricini. Il giardino segreto, perché il giardino della Villa de' Claricini è un giardino storico, è un giardino che ha una sua valenza non soltanto dal punto di vista come dire, ambientale, ma anche una presenza molto qualificata nel panorama dei nostri giardini in regione Friuli Venezia Giulia. Tanto è vero che abbiamo presentato anche adesso nell'ambito del PNRR, no, un progetto che spero vada in porto, ma che qualificherà... Guardo Giardini? Sì. È uno dei 29 presentati in Friuli. Sì, lo so. La cattiva notizia è che sono state fatte domande per 1.400.000.000 a fronte dello stanziamento di 200 milioni. Bisogna essere molto bravi. Vedremo. Noi abbiamo presentato per 2 milioni di euro, quindi non è che vogliamo volare alto. So benissimo che alcuni hanno presentato progettini da 200.000 euro e quindi sono sempre buoni. Poi dopo Antonella Triches che ha fatto uno studio sugli arredamenti, Pastres, il professor Paolo Pastres che ha fatto uno studio sui dipinti, no, che tuttora sono esistenti presso la Villa de' Claricini. Ecco, quindi io ho voluto introdurre in questo modo questa serata dicendo che in questi 50 anni dove abbiamo avuto l'onere e l'onore di gestire questa fondazione, bene, noi abbiamo mantenuto quello che erano le volontà testamentarie della contessa Giuditta de' Claricini, che era quello di fare diventare la fondazione un centro culturale. È un centro culturale, tanto è vero che si svolgono diverse manifestazioni durante tutto l'anno, ante pandemia quasi 112 manifestazioni in un anno con oltre 10.000 persone, in tempo di pandemia circa 52-55 manifestazioni con circa 6.000 persone, tutte che partecipano o a presentazioni di libri o a manifestazioni culturali che sono sempre di alto profilo, concerti, insomma una varietà di iniziative che danno quel tono che si merita questa eredità. Ultima chiosa, poi dopo per non andare troppo avanti, la fondazione nasce nel 1971 e nasce per volontà testamentaria, come ho detto prima, per farla diventare un centro culturale di alto profilo, così dice, no, la volontà testamentaria. Per raggiungere questi scopi ha anche cercato di rafforzare la governance di questa fondazione, tanto è vero che la governance di questa fondazione è composta dal comune di Cividale, dall'Università degli Studi di Udine, dall'Accademia delle Scienze delle Lettere e delle Arti, 1, 2, 3, chi dimentico?
Comune di Cividale, università. Ah, il più importante, la Fondazione Friuli, cioè il forziere, no, delle fondazioni bancarie. E quindi diciamo così, questi 4 enti hanno l'onere di governare questa istituzione che spero possa ancora durare, che nel libro troverete sicuramente tutte le testimonianze che brevemente ho accennato. Qui mi fermo e chiedo scusa se tra qualche minuto mi allontanerò. Professoressa, sì, perché lei è membro del mio consiglio di amministrazione, quindi lei sa tutto di me e di noi. Prego. Buonasera a tutti. Qui già sapete che questo volume vuole celebrare i 50 anni della Fondazione. Celebrandoli in che modo? Ricostruendo la storia della famiglia Claricini sulla base dei documenti d'archivio, perché alla base di questo volume c'è una ricerca che è stata condotta da tutti quanti gli autori dei vari saggi del volume sulla base di un ricchissimo archivio che è stato inventariato, che è consultabile, di cui si è anche dato, c'è un progetto per la digitalizzazione di alcune parti, perché è un archivio estremamente ricco sotto vari profili, come già ha detto il professor Cernoia, ricco sotto il profilo della costruzione di un patrimonio familiare e nello stesso tempo ricco anche per la documentazione che riguarda tutto quanto un territorio molto vasto che dal Cividalese arriva al Goriziano, al Monfalconese. Ora, l'archivio era stato accuratamente conservato dalla famiglia, che aveva avuto estremamente, che era stata estremamente attenta alla sua inventariazione, a cercare anche di reperire documenti, atti notarili, laddove aveva visto che c'erano delle carenze, ed è un materiale molto molto consistente, fondamentale per conoscere la storia, ripeto, non soltanto di una famiglia. Del resto abbiamo qui titolari di un altro grande archivio friulano, l'archivio di Prampero, che sanno benissimo, Marisanta sai benissimo cosa vuol dire un grande archivio da tenere, da sistemare, da consultare, e le infinite ricerche che si possono fare partendo da archivi di questo genere. Quindi anche l'archivio Claricini Don Packer è un archivio di tutto rispetto da consultare, perché questo lavoro che è stato fatto è solo un inizio per tante altre ricerche. Ora, le storie di famiglia sono importanti sotto più aspetti. Dapprima la curiosità di conoscere lo sviluppo di una famiglia, ma questo non basta. C'è tutta quanta una storiografia che attraverso le storie della famiglia studia i rapporti della famiglia con lo Stato, come si consolida una potenza familiare, come si inserisce nelle possibilità offerte dallo Stato, come può sostenere certe scelte politiche, eccetera. De Claricini Don Packer, c'è anche questo nome tedesco. Perché? Andiamo per gradi. Dunque, Claricini, Sclaricini o qualcosa del genere, era una famiglia bolognese, erano degli speziali di Bologna, famiglia di buon livello di Bologna, e alla fine del 200, uno di questi, che è medico, viene chiamato dal comune di Cividale ad esercitare a Cividale la sua professione. E poi i suoi figli si stabiliscono a Cividale. Sì, il Friuli ha avuto tante migrazioni, questa è una migrazione particolare,
perché in genere anche nel 300 ci sono stati i Lombardi al seguito del patriarca, poi nel 600 per ragioni economiche. Qui invece siamo di fronte ad un personaggio che viene chiamato per esercitare la professione medica. Si insedia nella città di Cividale, si stabilisce a Cividale e riesce a costruirsi man mano per sé e per la sua famiglia un ruolo di primo piano. Vediamo dai testamenti di lui e dei figli qual è il ruolo che occupano. Beh, la loro tomba è nel Duomo di Cividale. Cominciano a legarsi con tutte le principali città di Cividale, con i De Portis, con i Boiani, poi alla fine anche con i Formentini, con tutte quelle famiglie, sono alla pari, e proprio leggendo i testamenti e anche poi i contratti nuziali possiamo vedere quale fosse il livello cetuale ed economico a cui si è imposta la famiglia. È tra le massime famiglie di Cividale e come tale molti dei suoi membri partecipano alle riunioni del Parlamento della Patria. Sono insomma una famiglia di primo piano e questa emergenza cetuale si accompagna anche con una emergenza patrimoniale, con la formazione di un grande patrimonio attraverso scelte mirate, attraverso matrimoni mirati. La Formentini porterà oltre alla dote anche un grosso patrimonio dentro la famiglia, scelte mirate che permettono alla famiglia appunto di essere una nobile, grande famiglia cividalese. Dopo il 1420 c'è Venezia e un po' alla volta gli interessi pubblici vengono, sì, ci sono, i Claricini sono sempre personaggi di primo piano. Dobbiamo guardare anche qual è la storia di Cividale. Cividale nel 1533 non partecipa più al Parlamento della Patria, ha i suoi rettori e in quel momento anche la politica della famiglia cambia. Non si guarda più a Venezia, ma direi che anche questa è per una famiglia cividalese, non è una famiglia udinese. Le famiglie udinesi hanno una certa storia anche politica, è una famiglia cividalese. Gli interessi si spostano verso il mondo asburgico, quindi verso la contea di Gorizia e Gradisca, la ricerca di investiture nella principesca contea, il servizio militare, perché amministratori del patrimonio, ma anche una nobiltà di spada, e quindi il servizio militare per principi tedeschi. E intanto si consolida anche la volontà di mantenere intatto il patrimonio. In che modo? Arriviamo alla fine del Seicento, quando viene costruita la famosa villa di Bottenicco, per cui sono stati trovati i documenti che permettono di, senza ombra di dubbio, dire che la villa, e questo è il documento che ha trovato Mattaloni, la villa è stata costruita su dei terreni che erano stati comprati dove c'era già un qualche edificio che poi è stato ampliato. Siamo nella seconda metà del Seicento, e poi tutto questo è stato sviluppato per la parte architettonica da Donata Battilotti. Viene costruita la villa al centro di tutto il mondo economico, di tutti i possessi economici del cividalese, e Francesco Claricini alla fine del Seicento fa un testamento in cui individua come forma migliore per mantenere intatto il patrimonio nell'istituire una primogenitura.
e la villa di Bottenicco, assieme ad altri beni circostanti, viene messa nella primogenitura che è una figura giuridica diffusa all'epoca, che viene adottata come il modo migliore per permettere l'unità, di mantenere intatta l'unità del patrimonio. E la cosa curiosa è che nello stesso testamento viene stabilita anche una primogenitura femminile in questo senso, siccome le dotti, in che senso di come stiano molto attenti al patrimonio che Laricini, le doti costano. Le doti possono anche sperperare molti beni familiari e allora cominciamo per la primogenita, cominciamo a fare una buona dote come appena nasce si deposita al Monte di Pietà una somma e ogni anno si mette via qualcosa. Così quando arriva all'età del matrimonio c'è già una bella dote già pronta, senza dover vendere beni, andare a prestito e distruggere una parte del patrimonio. Quindi questo erano anche i Claricini. I Claricini non cercano da Venezia feudi, cose che invece è ampiamente diffusa nella terraferma veneta. Il titolo di conte, comperato, no, anche perché vorrebbe dire alienare, dare allo Stato un bene per erigerlo a contea. Allora non importa quanto invece avere i feudi, non so, una decima del vino, di queste cose, dal mondo degli Asburgo, nella vicina contea. Ora, Dornpacher. Perché Dornpacher? Perché Dornpacher è un nome tedesco. Nel 1418 l'imperatore Sigismondo concede ai Claricini di adoperare l'arma della famiglia Dornpacher. Si parla soltanto di arma da adoperare per tornei, da adoperare. Gli stessi Claricini nell'Ottocento si chiedono sull'origine di questo cognome, anche cercano di ricostruire questa storia. Non è nella bolla del 1418 si parla solo di arma, di stemma. Il cognome Dornpacher viene aggiunto poi nell'Ottocento quando arriva all'Austria, ma prima di arrivare all'Austria vediamo cosa succede nel Settecento. Perché fino al 600 tutto era andato molto bene, l'accordo familiare, la primogenitura dovrebbe salvare il patrimonio, c'era stato un Claricini a metà 600 che era diventato cavaliere di Malta, quindi un titolo di estremo onore per la famiglia, c'è di lui un ritratto attribuito, ma è attribuito al Bombelli, che lo disegna come molto bello, molto gentile, un vero gentiluomo. Poi, nella seconda metà del Settecento, c'è un altro che si chiama, che convincono a fare il Cavaliere di Malta, perché? Proprio per salvare il patrimonio, vai a fare il Cavaliere di Malta, noi ti mettiamo a disposizione un po' di beni, se non che questo comincia a fare il Cavaliere di Malta, poi si ribella. Perché? Perché dice voglio anch'io la mia parte di patrimonio. La primogenitura che è stata fatta non è legale. E lì si crea una frattura profonda che mette in crisi la stessa città di Cividale, perché questo Giacomo accusa anche i notai di Cividale di non aver seguito le regole, vuole mettere in discussione tutto, e si arriva ad una frattura terribile con lui che alla fine si trasferisce a Gorizia e da lì nascono i Claricini di Gorizia, poi arriva Napoleone e le primogeniture saltano, perché dopo l'età napoleonica primogeniture non ce ne sono più. Allora i Claricini poi nell'Ottocento si rivolgono alla consulta araldica del Lombardo-Veneto per avere il riconoscimento dei titoli e viene aggiunto anche dei Claricini Dornpacher.
Ecco, quindi questa è la storia di una famiglia che sta come residenza Padova e Bottenico, la città dell'estate, la villa della villeggiatura, e un grande patrimonio che viene amministrato con grande volontà di mantenere il livello, il decoro familiare. E durante la prima guerra mondiale si conservano nell'archivio i diari del conte Niccolò, che viene accusato di collaborazionismo con i tedeschi, una brutta storia, e i diari sono un'altra splendida testimonianza della guerra, di cosa è successo durante la guerra, e qui si sono trattate alcune parti tratte dai diari. Quindi una famiglia che poi alla fine, quando siamo arrivati a metà Cinquecento, ha voluto lasciare il nome e il patrimonio ai posteri, con una fondazione che ne tramandasse la storia e la memoria. Quindi la fondazione ha raccolto questo messaggio, e questa storia dei Claricini vuole essere un primo riconoscimento a una grande famiglia che ha voluto fare una grande opera ancora per il Friuli con la sua memoria. Raffaele, come introdotto, è solo un'introduzione questa, per tutti, no? Perché c'è ancora molto da fare. C'è ancora molto da dire e da fare. Adesso chiedo a Claudio, che è anche un professore presso l'Istituto Tecnico Agrario di Cividale, tra l'altro, quindi dicendo questo vuol dire anche svelare un po' la passione che lui ha per il territorio. Ecco, adesso attualmente la fondazione, non l'ho detto prima, ma gestisce, oltre che al patrimonio architettonico e quello che è appena stato detto, ma gestisce anche un'azienda agricola. All'epoca si è pensato che l'azienda agricola fosse il motore economico di questa fondazione. Evidentemente i tempi sono un po' diversi, anche adesso lo è, no? Ma non è così facile gestire un'azienda agricola, no? A distanza di 50 anni. Comunque noi in questo momento abbiamo questa azienda agricola, 200 ettari circa, dipende dalle varie situazioni. Produciamo circa per 150 ettari dei cereali biologici che trasformiamo in prodotto finito, quelle paste, spaghetti, farine, eccetera eccetera, che si comprano presso il nostro negozio, devo dire questo, no? E produciamo anche 11 etichette di vino, no? Tra bianche e rosse, che praticamente è un po' il motore, no? Economico, come ho detto prima, perché di qualcosa dobbiamo pur vivere anche nella fondazione. Quindi abbiamo questa azienda, e lascio a Claudio, chiedendo nuovamente scusa se vi lascio. Grazie. Allora salutiamo il Presidente che torna proprio nel luogo del quale parleremo adesso. Arrivederci. Ecco, io vorrei così esordire facendo una cosa un pochino diversa e invitandovi a fare un piccolo sforzo di fantasia, immaginando di scorrere due brevi fotogrammi di un immaginario film, chissà, forse che riusciremo a realizzarlo tra le tante idee che ci sono, che vengono appunto passeggiando per la villa di Claricini. Uno con alcuni spezzoni girati alla fine del 200 che vedono una piccola comitiva che con carrozza, alcuni cavalli, parecchi bauli, alcuni di quali contengono quei preziosi libri di medicina, che entra attraverso il ponte levatoio di Bocco San Pietro, che è quello, no, la prima porta
che da Udine conduce a Cividale. E la seconda invece scena è quella che è ripresa dal cortile d'onore della Villa dei Claricini, che credo sia in gran parte nota, dove vediamo i saloni centrali illuminati a festa e si sente questo sottofondo di musica, e c'è una sola finestrella al piano terreno illuminata da una luce ben più fioca, e quindi con uno zoom entriamo in questa sala e troviamo uno scrivano chino su dei grandi libroni contabili. Vediamo che è l'agrimensore Giuseppe Gabric che sta ultimando gli ultimi calcoli su quel voluminoso catastico. Possiamo dire che è voluminoso perché proprio lo vediamo tuttora, lo troviamo nella sala dell'archivio dove appunto si trovava, e quindi appone la data, quindi siamo nel 1780, e alla fine di questi complessi calcoli scrive Campi Friulani 1302. E quindi mette il punto, chiude, soffia sulla lucerna e se ne va. Sopra ovviamente continuano a far festa, ma a lui non è permesso di salire. Ecco, allora abbiamo 500 anni tra questi due fotogrammi, immaginare, quindi quando arriva questa piccola parte, no, comitiva, con un personaggio, questo Don Giacomo da Bologna, e poi dopo 500 anni abbiamo addirittura 1302 campi che corrispondono a circa 452 ettari. Cosa è successo in tutti questi 5 secoli per far sì che da una situazione di partenza certamente importante ma infinitamente lontana dalla situazione rilevata da questo perito agrimensore del Settecento? Allora, il desiderio di conoscere di più è stato molto intenso, e il meraviglioso, oso dire, archivio denso di informazioni che attendono però di essere recuperate e utilizzate in tantissimi campi, in tantissimi settori, come è stato giustamente sottolineato, ci ha consentito almeno di riuscire a ricostruire quello che è stato il divenire della famiglia, per quello che riguarda l'aspetto soprattutto genealogico familiare, ma anche per quello che riguarda l'aspetto patrimoniale, che ovviamente risulta particolarmente importante. E qui, riassumendolo ovviamente per sommi capi, almeno percorriamo a larghe falcate tutti gli avvenimenti che hanno contraddistinto l'operato di questa famiglia, partita da questo capostipite, di cui inizialmente non troviamo appunto il cognome Claricini sui documenti. Ecco, un atto importante che ritengo vada sottolineato è una decisione della magnifica comunità di Cividale, che il giorno dell'Epifania del 1419 decide di concedere l'utilizzo di una fornace ai membri di questa famiglia, una fornace di calce e di laterizi, che era situata poco distante proprio dal centro di Cividale. In questo non dobbiamo stupirci, perché tutti gli studi che sono stati fatti hanno notato come le maggiori casate cividalesi si dedicavano ad attività mercantili ed altre attività che comunque avevano a che fare con il denaro, come vedremo meglio. E anche i Claricini ovviamente seguono questa linea. L'attività evidentemente funziona, decolla, ci sono dei risultati economicamente evidentemente molto positivi, tanto che troviamo scritto nel testamento della persona che ha avuto, dei Claricini, che ha avuto questa concessione, decide di dimostrare una gratitudine concreta alla comunità di Cividale, lasciando come legato una notevole quantità di calce da destinare però ad usi collettivi, no? Bisognava erigere in quel momento una delle torri difensive. Sappiamo però che la città come di Cividale, come ovviamente Udine, ha avuto una sequenza di cinte difensive, e in quel periodo si stava allargando proprio quella dell'approssimarsi del periodo veneto, e quindi abbiamo una
tangibile segno che le attività avevano portato dei risultati molto positivi e che ci sia uno spiccato senso di imprenditorialità è notato, si rileva anche dal fatto che troviamo i claricini presenti in altre consorterie di nobili cividalesi, ad esempio quello del sfruttamento delle miniere di mercurio che allora si erano scoperte in Libia, no? E quindi ci sono sempre presenti anch'essi. Ecco, conosciamo la situazione patrimoniale che si irrobustisce in maniera molto consistente attraverso vari documenti. I testamenti sono molto dettagliati, generalmente si voleva evitare la non infrequente accensione di cause civili tra gli eredi e proprio questo dettaglio ci consente di capire l'evoluzione del patrimonio immobiliare che si aveva e quindi riusciamo a capire che inizialmente le claricini si trovavano in un borgo, il borgo Borsana, che è un borgo importante ma comunque periferico. Quindi le prime iniziative a livello contrattuale che fanno sono quelle di acquistare degli edifici e spostarsi nel centro della città. Acquistano degli edifici nel quartiere di San Francesco che con delle ulteriori ricerche toponomastiche abbiamo visto corrispondono proprio al luogo dove adesso si trova l'attuale liceo cittadino, che è sul retro della piazza non dedicata, dove si trova la statua di Adelaide Ristori, che tutti comunemente chiamano Piazza Ristori. Non esiste una Piazza Ristori a Cividale, è Foro Giulio Cesare, ma dal punto di vista dell'ubicazione credo sia un riferimento topografico molto, molto chiaro. E in effetti, se notate, da lì, guardando, si vede proprio direttamente la chiesa di San Francesco. Quindi era proprio il quartiere centrale di San Francesco e abbiamo tanti altri indizi che ci dicono che effettivamente il luogo era questo. È un edificio inizialmente piccolo, ma abbiamo permute e cambi per cui si allarga questa costruzione e nella seconda parte del Cinquecento notiamo una notevole attenzione all'ingrandimento, all'arricchimento, all'abbellimento e quindi evidentemente anche le cittadini vogliono lasciare un segno evidente e tangibile della loro importanza, come lo si trova negli altri palazzi presenti, ad esempio lungo Corso Mazzini, che come sapete è una lunga teoria di palazzi con le pareti affrescate, quindi sono tutti segni molto evidenti dell'importanza della famiglia che vi risiede, no? Ecco, nel secolo successivo invece notiamo una notevole diminuzione di acquisti a livello di case in città e si dedicano soprattutto all'acquisto di terreni sparsi praticamente ovunque. Gravitano in prevalenza nel Cividalese, ma si spostano fino a Versa e Monfalcone. Questi terreni poi vengono fatti fruttare concedendoli in affitto che veniva, no? Abbiamo un'ampissima rassegna di dati, noi poi siamo particolarmente importanti a tutte queste annotazioni perché la storia dell'agricoltura in Friuli ha bisogno proprio di dati concreti, di prima mano e i registri contabili ne sono ampiamente forniti. E sappiamo quello che pagavano d'affitto, sappiamo che quindi i due generi prevalenti erano il frumento e il vino, quelli dal punto di vista mercantile più interessanti, soprattutto il frumento perché poteva essere immagazzinato e venduto nei momenti in cui il prezzo risultava più importante, più delicato invece il vino, perché ovviamente il basso tenore alcolico che aveva un tempo lo rendeva meno conservabile, per cui doveva essere esitato più velocemente, ma sappiamo che ad esempio stabilivano dei contratti in esclusiva per le vendite anche su taverne di Trieste, ad esempio quanto prodotto a Versa veniva portato con la navigazione direttamente a Trieste, e qui si aprono poi nuovi scenari di studio che ovviamente cercheremo di approfondire, ma non riusciamo a trattare, ma sono filoni sicuramente molto, molto interessanti. Ecco, entrano nel grande e appetibile mercato che viene aperto da Venezia, che decide la vendita dei beni comunali per tentare di rimpinguare le casse che sono svuotate dalla guerra contro i turchi, quindi anche loro, come moltissime altre famiglie nobili, approfittano di questa situazione e comprano lotti molto consistenti di beni comunali.
Mamma i feudi. Ecco, no, ecco, esatto. E poi praticano anche stipulano i livelli, che era una modalità di concessione del denaro dietro pagamento di un interesse, e attività anche questa ampiamente praticata dalle casate del tempo. Teniamo conto che il credito era necessario per tantissime imprese, a quel tempo le banche non esistevano, a Cividale avevamo una colonia teneratizia, no? Da antichissimi tempi, una colonia ebraica, residenti in un apposito quartiere, e che forniva appunto prestazioni di questo tipo, ma in genere i tassi erano più elevati. Avevamo la fondazione del Monte di Pietà, il più antico in Friuli, ma si trattava in genere di prestiti di limitata entità, erano prestiti solo su pegno, ma non di rado le esigenze familiari da parte soprattutto dei borghesi e anche delle altre famiglie nobili potevano portare a necessità più consistenti, e allora c'era questo, tutti quelli che avevano a disposizione del denaro liquido, anche moltissime confraternite e istituzioni religiose, quindi praticavano questo prestito di interessi che veniva travestito dal punto di vista notarile in altri modi, perché la questione si è messa abbastanza complessa, perché non era possibile fare dei prestiti ad usura, perché il tempo era solo di Dio e quindi non si poteva esigere soldi per il tempo, e quindi questi prestiti livellari avevano una forma diversa, ma sostanzialmente si concedeva denaro con un interesse che andava dal 5, orientativamente 5-6%, o dietro per rappresentazione di un bene come garanzia, che generalmente era quello che veniva poi immediatamente riaffittato alla persona, che quindi pagava una sorta di affitto, quindi questo era camufato in questo modo, che in realtà rappresentava l'interesse, no? E anche qui si aprono poi altri percorsi di studio, perché c'è il pagamento in denaro liquido, ma soprattutto era preferibile avere quello in generi, perché con l'andare del tempo, erano di solito tempi lunghissimi, aumentava il valore, no, di quello che veniva conferito. Quindi uno staio di frumento all'anno 0 valeva tanto, ma dopo 20, 30, 40 anni aveva un valore ben maggiore, quindi gravava di più su chi doveva versarlo, ma permetteva di incamerare una quota maggiore per chi lo riceveva. E anche queste sono ulteriori possibilità per i prestatori, in questo caso i clericini, perché non di rado, quando non si riusciva a sostenere le rate, si acquisiva poi nuovamente, quindi ulteriore terreno, no? Quindi tutto questo contribuiva a rimpolpare ulteriormente queste proprietà, che divenivano via via più ampie. Le politiche familiari molto accorte di matrimoni hanno contribuito ulteriormente a aumentare a dismisura queste superfici terreni, in gran parte arativi, ma c'era sempre poi una parte prativa e la parte boschiva, che era soprattutto quella però per esigenze familiari. E non si facevano mancare, hanno acquistato un mulino a Remanzacco, quello che venendo da Udine a Cividale si vede tuttora, un mulino cagnero plurisecolare, che era dotato anche per la foldatura dei panni, quindi no, c'era anche un'operazione di questo tipo, e quindi riusciamo ad avere tante indicazioni proprio interessanti. Solo una parentesi. L'affitto di questo mulino comprendeva anche il pagamento di un maiale intero, no? Quindi che doveva essere portato direttamente alla magione dei nobili, e contribuiva a aumentare ulteriormente, oltre all'enorme massa di pennuti e uova che venivano sempre date come contratto, come regalie, e quindi le cucine della famiglia erano ben nutrite, no? Quindi abbiamo anche indicazioni di questo tipo. Un avvenimento di rilevantissima importanza per quello che poi a noi interessa è un acquisto fatto alla metà del 600, proprio esattamente nel 1650, quando i clericini acquistano un sedime, quindi un'azienda completa, quindi abitazione più terreni di varia tipologia, proprio a Bottenicco, dove non avevano fino ad allora grandi interessi, erano soprattutto a Moimacco. A Moimacco c'erano già altre famiglie, c'erano i Pesenti, poi diventeranno i De Pupi,
per cui non si erano spinti tanto. Invece Botanico era completamente, diciamo, libera, e loro mirano l'attenzione lì, acquistano da un abitante di Borgo Brossana, probabilmente il primo borgo che loro avevano abitato, e quindi abbiamo una descrizione notarile molto precisa che ci permette di capire che non era una casa normale, ma era già una casa particolarmente importante, sicuramente molto diversa da tutte le altre case del territorio. Aveva un portone massiccio, aveva una muraglia, un muraglione di protezione molto ampio, aveva delle case, dei coloni dove poi noi abbiamo trovato dei segni sui muri dove si trovavano, sono state demolite poi da non moltissimo tempo, e quindi tutto coincide, e quindi evidentemente hanno fatto un acquisto che diventerà importante, perché la direzione che poi prenderà la famiglia sarà quella di lasciare progressivamente Cividale e bloccarsi, fermarsi e incrementare la loro presenza a Bottenico, facendo anche, come il palazzo che avevano fatto di Cividale, una dimora che sarà molto esplicita, molto evidente, come segno della loro raggiunta, diciamo, non solo benessere, ma diciamo cospicua ricchezza. E abbiamo le indicazioni dei lavori che sono stati commissionati. Abbiamo il pozzo, quando entriamo lo si vede, no? Nella parte centrale. Sappiamo che è stato costruito precisamente nel 1690, ovviamente che questa è un'esigenza molto importante, perché tra le comodità non poteva mancare un approvvigionamento di acqua potabile sicura e facile da avere. Ecco, quindi anche qui riusciamo a capire molte cose che finora erano rimaste sfuggenti. Ecco, nel Settecento prosegue l'opera di acquisizione con ritmi leggermente rallentati, e alla fine evidentemente i beni, pur avendo un'attenzione notevole all'inventariazione, al recupero di tutti i contratti e tutti gli atti che riguardavano la casa, e sono moltissimi perché nel 600 erano circa 400 gli atti stipulati, e sicuramente ce ne sono poi molti altri che erano stati persi in altri ambiti, ma poi in coppia sono stati recuperati, e danno ordine a due periti agrimensori del tempo di preparare questi catastici. La prima operazione è stata fatta da Venezia nel 1740, e loro fanno estrarre una copia da Venezia, quindi qui abbiamo già un primo ordine, un primo censimento dei loro beni, ma questi altri, uno il primo del 1757, risultano particolarmente interessanti perché sono corredati di descrizione dei loro confini. A quel tempo non esistevano i numeri catastali, sarà un'operazione che arriverà solo in epoca napoleonica del 1811, e quindi avevamo bisogno del toponimo e di tutti i confinanti, e quindi l'operazione di catastificazione era molto complessa perché bisognava chiamare tutti gli anziani del paese e chiedere che di ogni terreno proprietario dessero le indicazioni, le coordinate per individuarli, e poi ci sono delle bellissime, vengono misurati, quindi perticati, no? Quindi misurati con pertiche. Al tempo non c'era il metro, a quel tempo c'era un'altra unità di misura, e poi venivano messi in pianta, e devo dire che con i mezzi che avevo comunque delle piante che sono comunque molto precise e straordinariamente accurate. E ecco, questa operazione 1757, 20 anni dopo la ripetono, perché le acque del territorio avevano portato via molti terreni, avevano cambiato la situazione geografica, e quindi loro volevano operare con nuova precisione. Hanno affidato ad un perito ancora più bravo che quello che nella scena abbiamo visto inizialmente, no? Fa il calcolo finale, ed era veramente, si affidava a dei collaboratori molto abili, perché abbiamo delle piante, una di queste appunto quella in copertina, no? Che è messa, e quindi con un dettaglio notevole, perché riusciamo anche a contare le piante, a capire quali tipi di piante ci sono, e scopriamo moltissime cose. La famiglia Nobile ad esempio praticava l'aupupio, quindi l'uccellagione, no? Quindi la cattura, quindi c'erano degli spazi specifici per questo, per questi passatempi da nobili, e la più grande era proprio appunto quella dei declaricini. Ecco, e quindi disponiamo anche di questi strumenti che possono fornire veramente tantissimi dati, sono veramente delle rappresentazioni molto molto dettagliate anche per la storia del giardino, per capire originariamente come è nato,
no? questo giardino segreto, che adesso per fortuna è assai meno segreto perché è ampiamente fruibile, è stata fatta una bellissima operazione anche di recupero anche di quello che troviamo all'interno. Ecco. Passiamo velocemente nell'Ottocento. Nell'Ottocento la famiglia comincia anche a vendere perché evidentemente le situazioni, l'ingrandimento della famiglia, alcune cause che ci sono tra vari componenti, cause che direi da ricercatori a volte si auspicano, perché quando ci sono le cause ci sono i processi e tutti gli allegati a questi processi di solito forniscono tantissime informazioni, perché sappiamo ad esempio benissimo le spese, perché questo Giacomo De Claricini, che alla fine reclama, dice no, io non sono d'accordo sui conti che voi fate, voglio un resoconto preciso. Allora sappiamo benissimo quanto si spendeva proprio per il mantenimento proprio del vitto quotidiano, il tenore di vita che avevano, i vari testamenti, ce n'è uscito qualcosa anche sulle gioie, che sembra che non ci sia nulla, invece probabilmente riusciamo anche a scoprire qualcosa dei gioielli di famiglia, insomma, no? Ci sono anche qui, ecco, non la finiremo più, ecco, però diciamo che l'Ottocento inizia, no? Iniziamo a diminuire qui la parte patrimoniale, perché abbiamo poi l'attenzione successivamente nei confronti di Padova, ci spostiamo anche in ambiti più ampi, una parte poi della vita della Giuditta De Claricini, le sorelle le trascorreranno a Roma, per cui creano varie situazioni, no? Si spostano in questi tre lidi, quindi Montenegro soprattutto durante l'estate, poi Padova, dove Nicolò, il padre di Giuditta, era presidente dell'Arca di Sant'Antonio, quindi un'istituzione importantissima, l'ha tenuta per decenni, quindi era ai massimi proprio livelli della gestione della vita appunto sia religiosa che civile della città di Padova. Ecco. E questa situazione, proprio rimanendo al patrimoniale, arriviamo a un dettaglio di Giuditta De Claricini, cioè l'ultimo esponente della famiglia, che appunto gestiva 20 coloni, quindi 20 colonie, più altre a mezzadria, d'altro, e avevamo una situazione di 208 ettari, che quindi è dimezzata rispetto ai 452 che abbiamo trovato nel Settecento. Però dobbiamo tener conto che abbiamo tutti i beni di Padova che non c'erano, quindi diciamo che è stato spostato un po' l'asse, però sono sempre rimasti molto molto consistenti. Ecco. Quindi con un'immagine di un altro punto, prima avevamo visto il perito agrimensore che metteva sul calcolo del catastico, e adesso vediamo la Giuditta Claricini che finisce di stendere il suo testamento e terminano, diciamo, l'epopea Claricini, ma inizia quello della fondazione, e adesso si cerca di ripercorrere a ritroso il tutto, e insomma questo è il primo, è l'inizio di quello che siamo riusciti intanto a tirar fuori, in parte appagante, ma dall'altra parte che spinge a voler, no, ad addentrarsi ancora di più all'interno di questo importantissimo archivio, che è importante non solo per la famiglia, ma come giustamente ha sottolineato la professoressa, anche proprio che si riverbera poi e permette di ampliare tantissimi altri settori del nostro Friuli. Ecco, grazie. Tanti ringraziamenti ai nostri relatori. Intanto faccio una piccola digressione che però penso vi possa interessare. Qui abbiamo parlato dei catastici, però io vi ricordo, oggi ho scritto, che domani c'è un webinar interessante perché si parla della riforma del catasto. Viene dalla Puglia, però allora c'è laggiù, che voi non vedete, che è lì nascosto, l'ingegnere Gianni Sergio Pascoli, il quale è stato direttore del catasto. E quindi casualmente parliamo di catasto, però siccome questo è un argomento estremamente importante e parteciperà tra gli altri anche il presidente della Confedilizia, oltre ad avvocati e professionisti, ve lo consiglio. Quindi ho scritto, è un webinar, quindi bisogna collegarsi col computer, domani alle 18:30, però è un contributo interessante.
Adesso mi riaggancio invece a quello che è stato detto. Si è parlato molto di questo archivio, che è un archivio molto importante, però ci sono diversi archivi importanti nelle famiglie più significative del Friuli, e quindi qui c'è un campo di ricerca notevole. Ecco. Un'altra fonte, credo molto interessante per noi, perché può avere anche altri risvolti, è quello dei diari di guerra. Adesso io so che in particolare Marisanta, quando sente parlare della guerra, soprattutto della prima guerra mondiale, ha ricordi non piacevoli. Però diciamo, io ho riscontrato anche presso amici che ci sono diversi diari di guerra manoscritti ancora non venuti alla luce né tanto meno pubblicati. Questi diari si intende digitalizzati? Ecco, diciamo, intanto dal mio punto di vista è molto importante che siano digitalizzati, perché così diventano fruibili anche a distanza e in modo molto più semplice. 135 volumetti, quadernetti, e sono interessantissimi. Diciamo che oltre ad avere una rilevanza culturale molto importante dal punto di vista storico, però non ce l'hanno solo dal punto di vista storico, ma ce l'hanno anche dal punto di vista umano. Certo. Ecco, tanto per dirvi, mi è capitato di leggere un diario del nonno di un amico di Gemona, che era stato prigioniero in Austria dopo i fatti, diciamo, di Caporetto, che descrive l'arrivo dei prigionieri di Caporetto con le parole che noi abbiamo poi trovato nei diari di chi è stato a Dachau, ad Auschwitz, eccetera, esattamente descrivendo le stesse scene, gli stessi corpi macilenti, gli stessi corpi denutriti, la stessa tragicità. Però, diciamo, oltre a questi aspetti umani e storici, penso che sia anche importante da un altro punto di vista, perché può essere l'occasione per riprendere dei temi fruibili anche nel turismo, penso soprattutto al turismo scolastico, in queste zone che sono state zone del teatro, in cui possono emergere dei fatti, delle interpretazioni nuove che integrano diciamo, i racconti che si fanno normalmente a livello scolastico, e quindi attivano anche delle riflessioni, attraendo nello stesso tempo però persone anche nel nostro territorio, e le dimore storiche in particolare sono coinvolte, perché molto spesso è proprio in queste dimore, avendo maggiore disponibilità di spazi e anche la notorietà delle famiglie, che attraevano anche personaggi che quindi sono occasione di attrazione. Ecco. Poi vi dico anche una stupidaggine, e cioè, parlando delle miniere di mercurio di Idria, diciamo, da lì arriva il mercurio che l'Isonzo ancora porta sui nostri mari, e fanno sì che il nostro pesce non sia di altissima qualità, ecco, almeno secondo i criteri europei. Ma questo forse era meglio nemmeno dirlo, ma essendo io un pescatore, diciamo, sono anche sensibile a questi aspetti. Se c'è qualche domanda, questa è l'occasione per qualche approfondimento, per qualche... Non c'è nessuna curiosità, nessuna domanda, allora io ringrazio... No, una curiosità, c'è rimasto qualche erede della famiglia? No. Nessuno non c'è? Dunque, no, non c'è più nessuno. Allora, erano rimaste due sorelle, Beatrice e Giuditta. Sì, c'era anche un fratello che viveva a Milano, ma quello è uscito dall'eredità, è morto subito dopo, e Giuditta e Beatrice, le due sorelle, andavano d'accordissimo tra loro, e Giuditta ha fatto testamento come ultima della famiglia, ha fatto nel suo testamento, ha stabilito che sorgesse una fondazione per conservare i beni e per promuovere la cultura
con sede a Roteto. Quindi la Te l'ho già famiglia detto, Quindi non avevano figli questi che le portassero... due no, non avevano figli. Sì, questo volevo sapere. Non avevano, no, non erano neanche sposate. Giuditta era una donna di grande cultura che amava il ricamo, la musica sacra, però non avevano assolutamente figli. E la destinazione del loro patrimonio Sì, era per la questa. creazione della La fondazione. allora Padova viene lasciata all'Università di Padova, compresa la Divina Commedia che è finita a Padova. È stata lasciata lì. Il resto della biblioteca è rimasto a Sortenicco ed è online sulla biblioteca di Giuliano, ed è una bella biblioteca di biblioteca storica. Grazie. Grazie.